Signore e signori, buon pomeriggio, benvenuti qui all'Internos, ricominciamo, qualche barzellettina mi viene su che io quindi chiamo il Pego, Luca, che mi riprende, canale Galantelli. Allora, c'è questo qua, Lago di Cavazzo, questo qua aveva un cane meraviglioso, gli aveva insegnato, aveva di fargli danno in velocità, di insegnargli a correre, non a nuotare, a correre nell'acqua. Gli danno un'alimentazione particolare, gli prendono un tapirulano particolare, questo cagnolino che corre, adesso andiamo a provare al Lago di Cavazzo. Vanno al Lago di Cavazzo, cagnolino lo molla, prende un ramo, tac, vede uno che pesca, lo butta vicino a quello che pesca, il cane parte, corre nell'acqua, che spettacolo, e torna col bastoncino, e quella che pesca il guarda, no? Sale là, oh signor, non aveva capito, butta il bastoncino ancora vicino a quello che pesca, quello che pesca, arriva il cane, che corre nell'acqua, prende il bastoncino e lo porta via. Questo qua, oh signor, ma non l'ha capito, non l'ha capito noi. Torna a buttare il bastoncino proprio attaccato a quello che pesca, a un certo punto parte il cane, prende il bastoncino e torna e gli fa, Zovi, se tocca il tiano. Sì, io devo te se tiano. Tu sai Gaia? 2 anni e mezzo. Allora Zovi, se non la parana da fin come non impara poi.